dei prime anticipazioni del 1 settembre. Grave incidente per Sanem. In questa puntata, l'indomani a campeggio, Sanem e Jeanne sono sorpresi dall'arrivo sia di Gamzè che di Fabri. I due intrusi collaborano tra di loro per prepararsi per il campeggio e Gamzè racconta di quanto Jeanne fosse popolare nel loro ambiente. Aggiunge inoltre di non essere interessata a campeggio prima di incontrare Jeanne, di aver letto molti libri in merito e gli chiede di mantenere il segreto. Sanem, avendo ascoltato la conversazione, capisce che la ragazza è falsa. Si avvicina a Gamzè e le dice che non sembra facile costruire una tenda, ma Gamzè le risponde che in realtà è un lavoro facile. Intanto, mentre il campeggio continua, Aileen si reca in agenzia con la scusa di dover prendere un file dimenticato e l'agente di sicurezza, dopo la titubanza iniziale, la fa entrare. La donna si reca nell'ufficio di Jeanne e piazza indisturbata una telecamera. Al campeggio, intanto, decidono di fare un nuovo gioco e Jeanne non vorrebbe che Sanem vi partecipasse da sola, perché è poco esperta di quei luoghi, ma Sanem non lo ascolta. Poco dopo Fabri e Jeanne si sfidano, Jeanne non lo teme e Fabri gli dice di non sottovalutarlo, giacché può competere con lui in qualsiasi situazione. Durante il gioco Sanem si accorge di essersi perduta e nel tentativo di ritrovare la strada cade dentro una buca profonda. Jeanne vince la gara ma si accorge che Sanem non è tornata al campo e organizza le ricerche. Ma è comunque Jeanne a ritrovare la ragazza e subito dietro di lui arriva Fabri. Jeanne si cala nella buca con bastoni e pietre, cerca poi di risvegliare la ragazza e ci riesce, la coccola e cerca di farla rimanere tranquilla. Con Sanem aggrappata a lui sulla schiena, Jeanne riesce a risalire. Una volta fuori i due si abbracciano, mentre arrivano tutti i partecipanti alle ricerche intorno a loro. Durante la scena Jeanne continua a prendersi cura di lei, le dice di essersi spaventato molto e che non la perderà più di vista. Poco dopo arriva anche Mireille e le sue intenzioni non sembrano buone. Jeanne si alza e gli va incontro e Mireille gli dice che ha una notizia per lui, che, cioè la madre, è a corrente di quanto stia accadendo tra loro, che gli ha dato le sue quote e che ora lui può tornare in compagnia. E Mireille se ne va e poco dopo, correndo in auto, provoca un incidente. Jeanne parla appartato con Gamzè di questa situazione e Fabri approfitta per fare ingelosire Sanem mostrandole la cosa. Deren dà a Sanem qualcosa da bere e la ragazza comincia a sbadigliare. Poi la si vede mentre si alza e comincia a vagare per il bosco finché si imbatte in Jeanne. La ragazza gli spiega di aver avuto una bevanda da Deren. Jeanne vorrebbe tornare a campeggio, ma nel suo parlare Sanem gli dice «Tu sei mio, questo è tutto» e prendendo lei l'iniziativa i due finiscono nuovamente col baciarsi. Sogno o realtà? Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!